Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 di parte, Calcio Napoli 24 live, un saluto da Ciro Novellino a tutti quanti voi che ci seguite al 79 del digitale terrestre nelle province di Napoli, Avellino, Caserta e Benevento, a Salerno invece sull'84, in streaming sul sito calcionapoli24.tv, attraverso YouTube. Insomma, un abbraccio circolare a tutti quanti voi. Napoli che lavora sul mercato, lavora anche ovviamente in entrata. Ovvio che la priorità oggi è quella di cedere, ve l'abbiamo detto tante volte, però si comunque portano avanti delle trattative anche in entrata. Parleremo di questo, parleremo di tante altre cose, ringraziando la regia di Vittorio Bernardo e di Raffaele Passante. Lo faremo con Alessandro Montano. Ciao Ale! Ciao Ciro, ciao a tutti, ben ritrovati. Alessandro, finalmente possiamo parlare di qualcosa anche in entrata, non soltanto in uscita, perché ormai Ceballos è vicinissimo al Napoli, un calciatore che può giocare appunto sulle fasce, e fosse quell'esterno d'attacco che chiedeva anche Massimiliano Allegri. Uno tra Noah Lang e David Neres dovrebbe lasciare Napoli per far spazio proprio all'argentino Ceballos. Sì, poi lui ha delle caratteristiche anche molto particolari per essere un esterno, perché tanto è uno di quei nomi che dall'Argentina in realtà ci raccontano essere promesso al Napoli da fine maggio. Io non voglio fare promesse che poi non verranno mantenute, ma per lo speciale calciomercato di questa sera, proprio in apertura, stiamo cercando di mettere in piedi un collegamento mica male all'Argentina, però non dico oltre, Ciro, perché sai come funziona il nostro mestiere. Siamo Essere scaramanti. scaramantici è poco ma sicuro. Detto questo, bisogna però guardare anche alle doti del calciatore. Dicevo, lui è un esterno molto particolare perché è un jolly, è un po' un coltellino svizzero, ha qualche cosa che può ricordare per caratteristiche, per capacità di essere duttile, un po' è il Felmas, quella capacità di saper giocare in più ruoli, però poi è un esterno che ha gamba, che ha qualità, che ha la capacità soprattutto di saltare l'uomo. Proveremo a raccontarvelo anche nello speciale calciomercato con chi lo ha visto crescere, con chi lo conosce molto bene. In realtà cercheremo di farlo già dal primo collegamento di questo appuntamento di CN24 Live, ricordando che però, attenzione, su Ceballos, noi questo lo dobbiamo riportare, c'è anche la Fiorentina, che ha un po' mollato il colpo perché è molto forte invece su Noah Lang e su Coleoscio, però Ceballos era un nome ed è ancora un nome in realtà, e sul taccuino di Paratici che lo segue. Tra l'altro poi anche il CSK Mosca ha chiesto informazioni all'entourage del giocatore, che però sembra, come detto più volte, orientato verso Napoli. Però abbiamo detto, lo ribadiamo, lo ripetiamo ancora, al di là del fatto che non è ancora la trattativa chiusa ufficialmente, c'è da cedere prima e poi acquistare, quindi è quello ovviamente l'orientamento del Napoli. Sì, anche se poi stiamo capendo che ci sono dei nomi che vanno un po' a priori. Il fatto che il Napoli vada a prendere un esterno a priori come Ceballos ci suggerisce che lì sarà sfoltita un po' la situazione, che forse anche il rivalutare Lang rischia di essere un po' pleonastico, sarà magari un rivalutarlo giusto per non svenderlo. Ci sono tanti punti interrogativi, tanti asterischi, cercheremo di chiarirli poi nel corso di questa 2 ore. Noi parleremo di Ceballos non con uno, ma con due conoscitori del calcio argentino durante questa 2 ore insieme a voi di CN24 Live. Nel frattempo dobbiamo, Alessandro, anche un po' dare un paio di notizie che non piaceranno ai tifosi azzurri, perché ieri sera, lo dicevo praticamente durante lo speciale calciomercato, è atterrato a Milano Mario Ghila, visite mediche quest'oggi, firma sul contratto con il Milan. È atterrato questa mattina invece, da poco tempo, a Milano anche Calaili, che invece sosterrà le visite mediche e firmerà il proprio contratto con l'Inter. Quindi le due milanesi hanno, possiamo dire, soffiato al Napoli due degli obiettivi: Calaili per quanto riguarda l'esterno basso e Mario Ghila per quanto riguarda la difesa. Avevo dato nella serata di ieri, lo ripeto anche oggi, alcuni aggiornamenti relativi ad alcuni calciatori della lista dei 25, perché abbiamo lavorato un po',
cercando di avvicinare anche l'entourage e persone vicine a Jesper Lindstrom, e possiamo dire che c'è lo Schalke 04, come abbiamo visto anche citato un po' da più parti. Confermiamo la presenza dello Schalke 04. C'è un dubbio, il dubbio è legato alla presenza di Jesper Lindstrom in ritiro, perché se dovesse chiudersi ovviamente e magari esserci un'accelerata più che la chiusura, basterebbe un'accelerata nella trattativa e Jesper Lindstrom non partirebbe per il ritiro di Dimaro Folgarida, altrimenti potrebbe cominciare il ritiro a Dimaro Folgarida, non tanto però ovviamente da protagonista quanto invece da calciatore che andrebbe a riempire un attimino diciamo nelle esercitazioni sostanzialmente di riscaldamento, comunque lavorerebbe a parte insieme ad un gruppetto di calciatori che, facendo parte dei 30-35 che saliranno in ritiro a Dimaro Folgarida, lavoreranno ovviamente sì, ma quando c'è da lavorare tatticamente ovviamente verranno presi poco in considerazione o nulla. C'è poi un'altra notizia, che è quella relativa all'interesse del gruppo City, legato ovviamente al Palermo però, di due calciatori sempre di quella lista. Stiamo parlando di Rao e di Gonghe, che piacciono al Palermo. Noi però dobbiamo andare al telefono, andiamo da Paolo Palermo. Buon pomeriggio Paolo. Ciao Paolo. Pronto? Pronto Paolo, eccoci. Ci senti? Buongiorno. Buongiorno, Sì, buongiorno a te, buongiorno. grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Paolo, vogliamo parlare con te di calcio argentino, vogliamo parlare con te in maniera particolare di Ceballos, perché questo ragazzo è promesso sposo del Napoli già dal mese di maggio. Il Napoli ha questa, tra virgolette, problematica di dover cedere da quella lista dei 25 tanti calciatori per poi poter cominciare a tesserare in entrata, ma sembra ormai addirittura d'arrivo, pronta la fumata bianca, la trattativa relativa a Ceballos. Dici qualcosa di più, presentacelo un po' nelle caratteristiche di questo ragazzo. Ragazzi, io vi devo smentire, perché vi devo dire la verità. Io non lo conosco, perché sono stato impegnato su altre cose, quindi non lo conosco. Ho sentito che è un ottimo profilo, però ripeto, questa cosa qui, magari, ecco, dovevate per questa cosa mi trovate spiazzato, mi sputo, ma non lo conosco il giocatore, quindi non so di che si tratta. Paolo, ti chiedo invece del mercato del Napoli, che sta cercando di prima smaltire un po' le uscite. Chiaramente i contatti, però i canali con l'Argentina sono sempre apertissimi per la vostra agenzia. Ti chiedo se pescare oggi dal calcio argentino equivale pescare comunque da un buon campionato europeo. Allora, il calcio argentino, ogni anno si dice sempre che il calcio a livello mondiale, no? Scende sempre di livello, però poi all'improvviso da Sud America si trova sempre qualche colpo interessante. Il calcio argentino è sempre stato così, diciamo, negli ultimi 7-8 anni, 9 anni. Però vi posso dire che il calciatore argentino rispetto agli altri sudamericani è quello che si adatta di più al calcio italiano, al calcio europeo, perché diciamo, sono molto vicini al nostro calcio, sia sul piano dell'ambientamento, sia sul piano tattico, sull'aggressività, e quindi si tira sempre fuori qualche prodotto interessante. Specialmente adesso vedi col mondiale, insomma, alla fine una squadra che sembrava che stava finendo, poi alla fine attraverso, perché vedi, io ho visto che ovviamente giustamente danno i meriti a quel fenomeno, a quel marziano di Messi, ovviamente quello che penso anche io, ovviamente, però non è solo Messi, è tutta la squadra che non ha bollato, che anche lo stesso Romero, no? Il nostro Romero che arriva lì in aria a fare il centravanti, fa gol di testa,
gli argentini sono calciatori che quando vengono in Europa si adattano. Quindi bene che il Napoli punti su questo mercato. Sarebbe bello che mi chiamassero anche a qualche sondaggio, insomma. È una battuta per dire che insomma, qualche giocatore al Napoli argentino mi farebbe piacere portarlo. Tipo, hai qualche nome? Mio figlio, ovviamente. Com'è? Hai qualche nome che magari possiamo dare subito a Manna? Ma guarda, io a Manna ho segnalato un giocatore che si chiama Santiago Fernandez, che gioca nel Taceres, che è un difensore che sembra la fotocopia di Fabio Cannavaro. Non è altissimo, 1,81 m, ma è un animale fisicamente, cioè, non molla mai, ovviamente nel Taceres, portato mi sembra un po' esagerato, però è un prodotto che Napoli, ecco, Napoli in Italia lo potrebbe prendere e poi possono una Serie A un po' più piccola e poi l'anno dopo trovarsi giocatore preparato una grande piazza. Paolo, invece per quanto riguarda l'Argentina del mondiale, sicuramente un grande mondiale fin qui, con poi a proposito di argentini c'è quel Leo Messi che trascina ancora nonostante i 39 anni, è in assoluto oggi il giocatore più forte, non c'è alcun dubbio, 39 anni, 8 gol messi a segno nel mondiale, stiamo parlando di un extraterrestre. Sì, l'ho detto prima, lui per me è comparato, io sono innamorato, voi lo sapete, noi napoletani specialmente di Diego, no? Per noi Diego è stato il meglio del meglio, cioè il migliore di tutti, di tutta la storia del calcio. Ovviamente io metterei allo stesso livello oggi anche Messi, perché ha raggiunto secondo me, ma non tanto per i risultati, per le vittorie, ma cioè per quello che è, per il giocatore immenso che è, perché ripeto, vederlo poi ha vinto, ragazzi, non contano il contratto, lì conta lui sotto questo aspetto veramente emozionale e si è avvicinato all'uomo Maradona anche, perché che se ne dica di Maradona, che dicono che la vita privata, io vi dico che come uomo Maradona era uomo vero, quindi Messi lo ha raggiunto anche sotto questo aspetto. Ti chiedo Paolo, no, di un nome che facevi prima, quello del Cuti Romero, lui ormai è diventato un difensore insomma, di caratura internazionale. Il Napoli comunque un difensore lo cerca, per carità magari rischia di non essere nel budget del Napoli, però ti chiedo se c'è mai stata la possibilità di vedere Romero al Napoli. Queste sono cose che dobbiamo chiedere più a mio figlio che a me. Io poi sono tifoso del Napoli, quindi mi fate una domanda che mi toccate. Sì. Io vi posso dire, ma, diciamo giusto per non perché si parla, mi fate una domanda, io non dovrei parlare di Romero perché è un calciatore che gestisce prettamente mio figlio. Però io da tifoso vi dico che caspita di difesa sarebbe Romero centrale, Rachmani a destra e Buongiorno a sinistra. Però voglio dire, non c'è niente, non è che c'è qualche approccio o qualcosa, è solo vi do la risposta da tifoso, lo sottolineo questo. Ma avete fatto la domanda, non posso fare scena muta. Certo. Grazie Paolo. Ragazzi, buon proseguimento, sempre Forza Napoli. Grazie mille, sempre assolutamente Forza Napoli. Allora, grazie a Paolo Palermo, andiamo a dare qualche dettaglio, Alessandro, su Zeballos, perché il Corriere dello Sport, per esempio, di oggi ricostruisce un po' quella che è stata la trattativa. Si è partiti da una richiesta di 20 milioni di euro, 20 milioni di dollari della clausola rescissoria, contratto in scadenza del giocatore, l'abbiamo detto, 31 di dicembre di questo anno,
scesi poi dai 20 ai 10 milioni di dollari. Oggi per la verità la Boca Junior accetterebbe anche un indennizzo e basta. Il punto è, poi ne parleremo più tardi anche con un altro esperto di calcio argentino che lo conosce. Ne ho parlato con diversi, diciamo. Onestamente nessuno mi ha esaltato le gesta di questo ragazzo, che risulta essere un buon giocatore ma non un grande giocatore. Me lo hanno sostanzialmente definito così. Ne parlavo anche ieri sera, per esempio, con Alessandro Monfrecola, che è intervenuto durante lo speciale calciomercato. Ecco, Giovanni Manna ci punta a tal punto da sperare che possa fare bingo, portandolo in Italia, addomesticandolo, tra virgolette, a livello tattico al calcio italiano, facendolo esplodere. Perché secondo te si è lanciato, se a detta degli addetti ai lavori, poi io ripeto, lo conosco poco, per quel poco che abbiamo visto da video ovviamente su YouTube, quel poco che ho visto da video su YouTube lo conosco poco, però perché secondo te poi Giovanni Manna si lancia su un calciatore del genere? Cioè, lo ritiene un affare a tal punto da portarlo poi in organico a rischio, correndo un rischio? Sul fatto che magari non sia un grandissimo calciatore in partenza ce lo può suggerire anche l'età. Lui comunque ha un'età che solitamente chi viene fuori da quel tipo di calcio per diventare poi un fenomeno, un punto di riferimento, diciamo, è già in Europa da un paio di anni. Però significa tutto e significa niente, il fattore età. Sicuramente è un calciatore che dobbiamo prenderlo con le pinze. Prima facevo un paragone che secondo me può essere adatto, quello con Elif Elmas, magari meno centrocampista, più esterno, più ala pura, però ha quelle doti di utilità lì e secondo me può andare a prendere anche quel ruolo lì all'interno delle rotazioni. C'è un po' il jolly che fa comodo a partita in corso o nel turnover. Sicuramente non è un calciatore che pronti via può partire titolare, però ti lancio una provocazione, Ciro. Ci dicevano le stesse cose anche di Alisson Santos. Ci dicevano le stesse cose anche di Alisson Santos, gli intermediari, gli agenti che sentivamo in sede di trattativa tra Napoli e Sporting ce lo raccontavano come un calciatore, un ottimo calciatore, un buon calciatore, ma non ancora pronto evidentemente per essere titolare del Napoli. Poi ha giocato metà campionato da punto fermo di questa squadra, lo abbiamo addirittura invocato in tutte le lingue del mondo dalla primavera in poi per vederlo titolare a tutti gli effetti, e oggi riparte con i gradi del titolare nella nuova stagione del Napoli. Quindi poi c'è anche quel grado di imponderabile, quella percentuale di imponderabile che è alla base poi anche della bellezza dello sport che raccontiamo. Abbiamo parlato ieri con Bandelli della questione campagna abbonamenti. C'è una cosa che è venuta fuori, leggevo anche attraverso il comunicato della UANM, che è l'unione appunto dei club nel mondo, evidenziavano come il fatto che l'abbonamento possa essere acquistato solo online non sia un bene per i tanti tifosi che magari hanno delle difficoltà con diciamo gli acquisti sul web. C'è questo comunicato emesso dalla UANM, dal gruppo appunto UANM, ma fa eco anche Angelo Pisani, l'avvocato Angelo Pisani, perché dice: lo stadio come i concerti non possono diventare un luogo riservato a chi possiede un computer, una connessione veloce o competenze informatiche, favorendo nuove discriminazioni ed ostacoli invece della socialità. Il calcio è del popolo e deve restare accessibile a tutti e senza ulteriori costi e spese imposti dai sistemi online, come disse Diego Armando Maradona. La nostra battaglia non è contro la tecnologia, è contro l'imposizione come unica porta di accesso senza alternative e trasparenze. Lo stadio deve restare aperto ai tifosi, non soltanto
a chi ha il wifi. Ora, è vero Alessandro, noi siamo abituati a far polemica per qualsiasi cosa. In questo caso specifico non riesco a capire però, perché io ho letto anche il comunicato della UANM, ho letto le parole di Angelo Pisani, non riesco a capire dove sia la discriminazione in questo caso. Cioè, oggi internet ce l'hanno tutti, anche chi è nato oggi o chi ha magari una certa età, ed è utilizzabile da tutti. Credo che, a mio avviso, poi sbaglierò, il settantenne, l'ottantenne, probabilmente l'abbonamento non lo farebbe lo stesso, non perché non sappia utilizzare una connessione, anzi noi abbiamo tanti amici che ci chiamano e che sono tranquillamente attivi da quel punto di vista. Perché secondo te si è generata una polemica del genere? Io non riesco a capire, cioè provo a farmene una ragione ma non riesco a capire. Guarda, ieri proprio chiamo Antonio, no? L'amico che poi sta sempre fuori al Maradona con i nostri inviati, e si lamentava del fatto che lui non aveva la possibilità, non avendo bancomat, non avendo internet, di fare l'abbonamento online, quindi rischiava di rimanere fuori. Io so che magari mi inimicherò un po' di tifosi e magari anche una fascia di età del tifo che è ancora abituata ad un'estrema semplicità per quanto riguarda la fruizione che sia dell'abbonamento, di andare allo stadio, di guardare le pay TV o che altro. Però se nel 2026 dobbiamo farci il problema di non avere il wifi, di non avere una connessione internet, di non avere la possibilità di pagare l'abbonamento tramite un mezzo online, io non dico che il problema forse è il Napoli, ma forse il problema è di chi deve in qualche modo aggiornarsi, cioè se questa è la questione. Poi ci sono le eccezioni, ci sono i casi, ma come dicevamo ieri ad Antonio, con l'aiuto di un familiare, con l'aiuto di un amico che fa semplicemente da tramite online, la soluzione si può trovare. Però se siamo qui a discutere che nel 2026, cioè il Napoli per anni vendeva ancora i biglietti nelle tabaccherie, mentre nelle altre piazze d'Italia si acquistavano online, cioè il salto tecnologico, il salto anche di fruizione è stato compiuto anche in ritardo da queste parti. Poi possiamo discutere sul prezzo, possiamo discutere su quanto oggi andare allo stadio sia un qualcosa di popolare, però se un tifoso riesce a pagare un abbonamento di 700 euro in curva B, fresco fresco, nuovo nuovo, sto sparando una cifra così a caso, sia chiaro, anche se poi non è neanche troppo lontana la cifra del full comprensivo di... evidentemente avere una connessione internet o la possibilità di fare un bonifico non credo che possa essere in qualche modo castrante o limitante. Cioè, secondo me il salto tecnologico a Napoli è arrivato anche fin troppo tardi, e lo dico, ripeto, col massimo rispetto di quelle eccezioni che dovranno trovare una soluzione. Spero che il Napoli possa aiutare a trovare loro una soluzione, così come Ticket One, per quelli che non hanno la possibilità proprio di un bancomat fisico che altro, anche se, ripeto, sono sparute eccezioni, è una soluzione singola, su quello si può trovare. Allora, noi dobbiamo andare al telefono, non so se siamo, anzi no, non dobbiamo andare al telefono, ma dobbiamo toccare un altro argomento, Alessandro, che è quello dello stadio. Torniamo a parlare di stadio, ma facciamolo però prima riascoltando le parole in conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio e centro sportivo. 100 anni identitari. Pasolini diceva che il calcio è la religione del nostro tempo e che i nuovi poeti sono quelli che fanno i gol e i prosatori sono quelli che li assistono con gli assist. Noi a Napoli speriamo che questo 100° anno porti anche qualche risultato importante per farci festeggiare meglio, ma io vorrei ricordarle che Giorgio Ascarelli
il grande fondatore del Napoli, al primo anno fu costretto a dimettersi perché il suo corsiero divenne Uciucce Fichella, ma tornò, fece un forte Napoli, ma soprattutto donò alla città, alla squadra e alla Serie A il primo stadio di proprietà d'Italia, il Vesuvio, che il Napoli è stata la prima squadra d'Italia ad avere uno stadio. Allora, poiché accadde nel 28, nei 100 anni dello stadio Vesuvio, lei riuscirà almeno virtualmente a mettere la prima pietra? Io, se non troverò degli ostacoli burocratici sul mio percorso, immagino proprio di sì. Però vedi, questo è un paese molto strano, dove i politici fanno la politica guardando molto allo specchio loro stessi, e nello specchio poche volte appaiono i cittadini. Allora questo è un problema che riguarda tutta l'Europa. Perché io sono uno che ama molto l'America, con tutti i problemi e i difetti che un'America può anche avere? Perché in America c'è un grandissimo rispetto per il successo. In Italia c'è una grandissima invidia per il successo. E sullo stop che tu puoi dare a chi si produce, si inventa, si spacca in quattro, la volontà di creargli burocraticamente i lacci e i lacciuoli per rendergli la vita impossibile è lo sport preferito dagli altri. Guarda, quando a un certo punto, nel lontano 67, dopo che nel 65 fu fatta la legge 1213 dal ministro Corona, perché gli americani avevano detto a noi che avevamo perso la guerra: vabbè, voi basta che non facciate la concorrenza col cinema, noi vi compenseremo con 3 film colossal che verremo a girare da voi, cosiddetti film del Peplum, che era un ciclo di 3 film, tra cui Cleopatra. E invece poi l'abilità italiana cosa fece? Non solo vennero fuori i vari Fellini e molti altri, non solo si cominciarono a vincere degli Oscar, non solo i Rossellini e i vari De Sica e i vari Antonioni e Visconti fecero dei film straordinari, ma il film di genere, cosiddetto film di genere, antica Roma, horror, western, cominciò a creare sulla bilancia del cinema mondiale un vantaggio per il cinema italiano che arrivò al secondo posto nel mondo come fatturato e come numero di film prodotti ogni anno. Gli americani, che hanno sempre considerato fino al 90 il cinema la prima industria del paese, dissero: ma come mai? E come ci eravamo messi d'accordo? E presero il signor Andreotti, il quale disse: no, io non posso fare nulla. Allora presero un ministro di un partito che contava di meno, socialdemocratico, ministro Corona, legge 1213, che tagliava nettamente le gambe all'industria del cinema italiano. Mio zio cercò di resistere insieme a mio padre per 2 anni e nel 67 fece bagagli e andò in America. Aurelio, che fai? Vieni con me? No, scusa, io ho 18 anni, come vengo con te? Io mi voglio divertire. Ma come divertirti? E cosa farai?
e farò il cinema. Ma come? Io e tuo padre qui con questo paese non si può fare nulla. Vabbè, Dino, papà parla perfettamente il russo e il bulgaro e il francese, non parla l'inglese, che viene a fare in America? Io mi voglio divertire, qui ci sono le ragazze, le cose, le prime cose. E poi è stata una cavalcata di successo nel cinema con grande impegno, però io mi sono guardato allo specchio e ho detto: questo è un paese difficilissimo che ha messo in ginocchio il cinema italiano, che era secondo del mondo. Tu, Aurelio, dovrai rispettare le regole e le leggi, perché non devi mai uscire dai binari. E così sono riuscito a portare a casa circa 400 film, quasi tutti di successo, con un grandissimo lavoro, dal quale però io ho imparato marketing, capacità realizzative, creatività, che mi sono state utilissime nel mondo del calcio, dove io di calcio non sapevo nulla. E questa è stata anche la mia fortuna. Ecco, come sempre nelle risposte poi divaga un po' Aurelio De Laurentiis, però esordisce nella sua risposta con un particolare. Dice in maniera diretta: senza intoppi non ci metterò tanto tempo. Il riferimento, intoppi ovviamente burocratici, il riferimento è allo stadio, ma anche al centro sportivo. Nella domanda in questione di Umberto Chiariello si faceva riferimento alla prima pietra dello stadio, perché la prima pietra del centro sportivo è stata messa. Dobbiamo vedere se magari ce ne sarà un'altra di pietra da qui a breve, chissà, ce lo auguriamo. Però lui continua ad insistere sulla volontà di creare un altro stadio. E poi abbiamo sentito, no, Alessandro, ne abbiamo parlato delle parole del sindaco Manfredi, che ha aperto le porte ad un progetto serio per poter poi eventualmente costruirlo, e al presidente della regione Campania Fico, che invece ha con lui un po' più battibeccato. Però sostanzialmente il punto è quello. Esordisce dicendo: senza intoppi burocratici io vado avanti spedito. Sì, sappiamo che insomma, la questione stadio è una questione che ha creato un po' di prurito e anche un po' di fastidio, secondo me, durante la presentazione della maglia, perché i modi e soprattutto i luoghi dove parlare di strutture sono ben altri. Non un giorno dove comunque c'era anche una città in attesa di una maglia molto particolare come quella del Centenario. Sicuramente ci sono tante questioni che sono state strumentalizzate. Ci sono un po' di questioni anche da dover ricordare in vista delle Universiadi, perché è anche vero che gli unici lavori seri che sono stati fatti al Maradona sono stati fatti dalla Regione e non esclusivamente dal Comune di Napoli, se non in minima parte. Quindi io un po' il dente avvelenato di De Laurentiis non dico che lo capisco, però diciamo non è campato esclusivamente in aria. C'è da dire che De Laurentiis non può comandare su uno stadio che non è di sua proprietà e non può pretendere che diventi di sua proprietà con i fondi del comune nel momento in cui si va a lavorare all'interno dello stadio, della struttura. Quindi è una questione che oggi crea molto prurito, è una questione che si sta portando veramente per le lunghe, perché sono già 2 anni che ne parliamo come qualcosa che deve svoltare da un momento all'altro, ed è un qualcosa che al momento sta dando soltanto fastidio poi ai tifosi e alla città in sé, perché si rischia di perdere Euro 2032, si rischia di non avere uno stadio all'altezza del Napoli, che oggi rappresenta in campo la squadra da un paio d'anni. Però avere ecco il grande neo di Aurelio De Laurentiis, che non gli permette di passare in maniera unanime alla storia come il miglior presidente del calcio Napoli, è proprio quello di aver dotato
la struttura di nulla, cioè aver dotato la struttura calcistica che è a disposizione di un mattone, di un centro sportivo, di un qualcosa per i più giovani, per un qualcosa per il vivaio, per un qualcosa per la prima squadra, e questo è una macchia che nel 2026 rischia di essere imperdonabile se non lo è già. Dobbiamo soltanto sperare che magari l'ultimo decennio della presidenza De Laurentiis possa portare in dote proprio questo, però intanto le occasioni perse, le occasioni mancate iniziano ad avvicinarsi col passare degli anni, e la prima grande occasione mancata rischia di essere Euro 2032. Torniamo a parlare invece anche di quello che è il discorso relativo alle indagini della Procura di Bari, con il decreto che è stato inviato appunto ad Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati, le perquisizioni nelle sedi di Napoli, Bari e Filmauro, perché ci sono novità. Ieri ha parlato anche Pierpaolo Marino in conferenza stampa, lui che ne è direttore del Bari e a capo ovviamente della direzione del Bari, per cercare di risollevare le sorti e portare il club nuovamente nelle competizioni, nei campionati importanti. Oggi il Bari è retrocesso, lo sapete, in Serie C, quindi è una situazione delicata. Alessandro, Marino dice: io non vengo qui a Bari se il club poi fallisce da qui a pochi giorni. Sono venuto qui perché dobbiamo risollevare le sorti di questo club. Da quello che si è percepito, probabilmente tutto finirà in una bolla di sapone, come abbiamo pensato noi. Sì, anche perché quando si parla di mercato purtroppo bisogna sempre ragionare sul fatto che non è il listino auto, cioè il valore di alcuni calciatori, l'abbiamo imparato a vedere nelle plusvalenze, il fattore plusvalenze Juventus, la famosa inchiesta, perché viene punita la Juventus? Perché ci sono delle intercettazioni dove nero su bianco Paratici ammette che è un sistema per gonfiare il budget della Juventus, chiaramente banalizzato al massimo quelle che sono un lavoro annuale e pluriennale di intercettazioni, però il concetto base era quello. Nel momento in cui tu dai un valore a un calciatore, il discorso poi è diverso. Chiaramente non è proprio la stessa cosa per Caprile, perché lì poi ci sono delle clausole, ci sono delle percentuali, è un qualcosa di molto più complicato, però quando si va ad indagare sul mercato di una squadra è totalmente aleatoria la materia che poi si va a trattare. Per questo ci vorrebbe un tecnico, e spesso i tecnici anche alzano le mani, figuriamoci noi che comunque sì, parliamo di calcio, siamo giornalisti, siamo preparati, però queste sono materie veramente spinose che poi alla fine possono tranquillamente risolversi in una bolla di sapone. Facciamo così, Alessandro, noi lo ringraziamo nuovamente per il collegamento, ma parliamone con chi può darci una mano da questo punto di vista. Andiamo al telefono, andiamo da Vincenzo Imperatore. Ciao Vincenzo. Vincenzo? Mi senti? Eccoti. Buongiorno a te. Buongiorno a voi. Buongiorno Ciao a voi. Vincenzo. Allora Vincenzo, aiutaci tu, perché noi ci troviamo in difficoltà, queste sono tematiche delicate. Io mi sono letto tra l'altro il tuo articolo, Caprile, il senno di poi e il processo alle intenzioni, su Sport del Sud. Tu ne sei ovviamente direttore di questa testata. C'è un punto che ovviamente voglio sottolineare, perché dal decreto si evince ai danni di De Laurentiis, Aurelio e Luigi la bancarotta fraudolenta. Ma è mai possibile che per 30 milioni si arrivi a condannare, cioè o meglio a dare un capo d'accusa del genere e addirittura richiedere il fallimento di un club? Allora, se non sbaglio ce lo siamo detti la settimana scorsa, perché appena uscì l'ordinanza ne parlammo. Sì. La premessa è che probabilmente la procura di Bari è stata un po' influenzata dagli umori della piazza, ma al netto di questo, che è una considerazione diciamo così soggettiva, non ci sono proprio i presupposti. Allora, per una bancarotta fraudolenta occorre un primo iniziale indizio, che è l'insolvenza, cioè non abbiamo pagato qualcuno, c'è stato qualche creditore che ha avanzato
formalmente, ufficialmente la richiesta? No, non c'era nessun creditore. 2. Il Tribunale, verificando che il bilancio presenta 30 milioni di perdite, avrebbe dovuto accertarsi che quei 30 milioni di perdite avrebbero procurato dei danni a terzi, quindi un creditore che non è stato pagato, un ente a cui non è stata corrisposta una tassa, eccetera. No, sono solo perdite. C'è un dato fondamentale da prendere in considerazione: 30 milioni di perdite. Se il procuratore si fosse limitato a leggere non solo il bilancio del Bari Calcio, ma come si fa il bilancio aggregato, cioè il Bari Calcio fa parte del gruppo Filmauro, che attualmente un patrimonio netto di 200 milioni circa positivo e una posizione liquida di oltre 100 milioni di euro, così come prevedevo la settimana scorsa. Saranno oggetto di una ricapitalizzazione da parte dei Laurentiis, che non faranno fallire il Bari. Oggi esce la notizia che i Laurentiis ricapitalizzeranno per 30 milioni il Bari, che significa 2 considerazioni: una la facciamo per il Bari e per i baresi, e una la facciamo per noi tifosi del Napoli. Per i baresi diciamo: benissimo, abbiamo risistemato i conti, poi utilizzo questo plurale maiestatis come se De Laurentiis fosse, fosse contento di perdere con il Bari. No, assolutamente, è un'inefficienza gestionale che potrebbe farci riflettere anche sul ricambio generazionale all'interno del Napoli, ma ci mettono 30 milioni di euro per ripianare le perdite. Ok, ora cari baresi, una volta che abbiamo ripianato le perdite, potete far uscire qualcuno di questi grandi imprenditori locali che possono rilevare il Bari per almeno 30 milioni? Perché se non li volete, okay, voi, il vostro sindaco, i vostri media, i vostri influencer, benissimo, prendete qualche 4, 5, 2, 1 imprenditore che mette mano alla tasca, caccia 30 barbettoni e Laurentiis l'ha dichiarato un mese fa, è disposto a cedere il Bari. L'ha detto un mese fa: prendo Pierpaolo Marino, sistemo le cose perché il Bari entro il 2028 deve essere ceduto. Quindi il messaggio ai baresi è: ora vi abbiamo, diciamo, sistemato i conti, ora se proprio non ci volete, se fossi ai De Laurentiis direi, se proprio non ci volete, venite, fate una bella raccolta, una bella colletta e mi portate 30 milioni di palle. Questo è il messaggio ai baresi. Per quanto riguarda noi tifosi napoletani, invece, dobbiamo renderci conto che cacciare 30 milioni in una situazione economica del gruppo, ricordiamoci sempre, del gruppo, potrebbe avere delle ripercussioni anche sulle disponibilità per il Napoli. Non so se sono stato chiaro. Cioè, comunque sottraiamo 30 milioni di euro al patrimonio del gruppo. È come se io avessi in una tasca 200 milioni, nell'altra tasca, che è la tasca Filmauro, nell'altra tasca ho un bel po' di soldini per il Napoli, e in una tasca posteriore c'è invece un buco che è quello del Bari. Sempre io li caccio, ho una tasca, o dall'altra sempre 30 milioni in meno nel patrimonio complessivo, e sempre psicologicamente, come dire, induce un imprenditore a dire: benissimo, sto ricapitalizzando una perdita, quindi sono stato inefficiente. Per cui slanci di generosità, così come ci sono stati nei 2 anni precedenti di gestione Conte, oltre insomma al fatto che abbiamo 25 giocatori in eccesso, cioè, quello slancio di generosità sarà, diciamo così, limitato, ed è un eufemismo, anche da questa situazione del Bari. Ti chiedo, Vincenzo, anche no, nell'entrare poi una materia così aleatoria come le valutazioni di mercato, allargo un po' il discorso, perché spesso e volentieri si è parlato di plusvalenze fittizie anche per la gestione della Laurentiis, non ti ho neppure salutato prima.
Ciao Vincenzo, nessun problema. Dicevo, ecco, quanto è difficile anche poi per i tecnici entrare nel giudizio, perché poi è vero che può finire tutta una bolla di sapone, però perché ci sembra un po' una bolla di sapone il mercato in sé. Sì, adesso ti rispondo con come dire, un aspetto tecnico. Noi facciamo perizie estimative su marchi, su immobili, su aziende, e ti assicuro che la valutazione di un perito accreditato, okay, è l'unico elemento che in qualsiasi tribunale si prende in considerazione per considerare se una valutazione è giusta o non è giusta. Ora io, Caprile, personalmente, soggettivamente posso valutarlo 100.000 euro quando stava nel Bari e 7 miliardi di euro quando è venuto al Napoli, ma è una valutazione soggettiva. Si affiderà a un perito, a un tecnico esterno, cosa difficilissima, quindi si andrà a verificare le valutazioni di transfer market, si andranno a verificare valutazioni di calciatori equivalenti, okay, per età, per ruolo, per posizione, per tirare fuori una valutazione che sia più o meno, diciamo così, congrua, né oggettiva né soggettiva né di parte, che sia congrua. Il tribunale può utilizzare questa strategia qua, ma fino a quando siamo nella valutazione soggettiva, io in bilancio posso mettere pure che Ciro nel bilancio di Calcio Napoli 24, posso mettere che Ciro Novellino vale 8 miliardi di euro. Ok? Amen. Amen. Ok. Per me vale 8 miliardi di euro, l'offset di Ciro Novellino vale 8 miliardi di euro. Ora, voi sapete che se metto quella valutazione pago tasse, voi sapete che aumento il mio patrimonio netto. Certo. Okay. Ma poi, benissimo. Vincenzo, io se non sbaglio, anche perché sono andato a riprenderlo e quindi te ne do conferma, il Napoli nel comunicato che fa evidenzia proprio questo aspetto, dice: il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato mediante perizia giurata prima del perfezionamento dell'operazione da un soggetto terzo indipendente professionista autorevole, già consulente dell'autorità giudiziaria e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati. Cioè, quindi il Napoli non è che è andato a Bari e ha detto ok, me lo prendo e ti do questo, no, è stato fatto valutare da un soggetto terzo alle società. Se ti ho detto quella cosa è perché avevo letto il dispositivo, ma tra l'altro il Napoli è sempre molto cauto da questo punto di vista qua, proprio perché sa che di fronte a operazioni infragruppo per società, come dire, che sono nell'ambito delle multiproprietà, è opportuno cautelarsi in tal senso. Quindi il procuratore, il PM, ok, che non è convinto della valutazione di questo soggetto terzo, estraneo, indipendente, accreditato, eccetera, fa una semplice cosa: chiama un altro soggetto terzo, indipendente, accreditato, eccetera, e gli fa fare la valutazione. Poi si confronteranno i due soggetti, i due periti, e diranno: hai sbagliato tu o ho sbagliato io. Ragazzi, in sintesi, stiamo di fronte ad una bolla creata ad hoc, e in questo la magistratura non ha tutte le colpe, perché a volte arrivano decine e decine di denunce, non parte mai un'indagine senza una denuncia. Okay. Quindi saranno arrivate denunce, saranno arrivate pressioni, e qualche procuratore un po' debole dal punto di vista delle competenze contabili e finanziarie, non mi permetto di dire giuridico perché fu magistrale, ma forse da quelle contabili e finanziarie, ha aperto questa indagine. Aprire un'indagine non significa la condanna. Vi assicuro che, in base alla mia esperienza, credo che sia una bolla che scoppierà, voglio dire, con un nulla di fatto.
Ti chiedo, Vincenzo, prima di arrivare ai saluti, il Napoli è tornato a pescare in Argentina, parliamo anche un po' di operazioni a tutto tondo. Ecco, andare a comprare anche in questo tipo di mercati, al di là di una questione tecnica, può essere anche una questione economica più intelligente. Assolutamente. Il Napoli negli anni precedenti è stato un benchmark in termini di capacità di scouting, di prospetti che poi hanno prodotto delle plusvalenze che hanno tenuto in piedi il Napoli per decenni, negli ultimi 200 decenni sicuramente. Ed è questa la strada. Anche in questo non mi voglio atteggiare a profeta, ma pare che proprio da voi lo dicemmo, il modello di business del Napoli non era quello degli ultimi 2 anni, quello era un modello molto rischioso. Il modello di business del Napoli per stare a galla, competitivo, in Italia soprattutto, è quello dei 22 anni, dei 21 anni precedenti, cioè andare in questi paesi, scovare i Fabian Ruiz, i Lavezzi, gli Hamsik, e poi valorizzarli e realizzare plusvalenze che mantengono in piedi la baracca. Quello degli ultimi anni è stato un modello di business drogato, infatti il Presidente ha dichiarato che si fa immediatamente marcia indietro. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao ragazzi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. grazie mille. Abbiamo provato con Vincenzo Imperatore, che è sempre preciso, quindi riesce a far comprendere a tutti anche delle tematiche un po' più complicate, a fare il punto su quella che è la situazione. Alessandro, che in maniera generica sembra potersi concludere facilmente e porta dietro, io intanto Raffaele sento sempre quel fischio, porta forse con sé anche, come diceva anche Vincenzo, la spinta della piazza, la volontà. Io il sospetto l'ho avuto sin dall'inizio, onestamente, perché intorno al Bari ci sono troppe vicende, troppe polemiche, troppe chiacchiere, la volontà da parte di tutta la città e non solo di far sì che i De Laurentiis lascino il club. Ecco, probabilmente anche questo può aver influito. Non so se, perché l'ho sentito parlare, non so se siamo pronti per andare al telefono. Ok, allora attendiamo ovviamente l'ok da parte di Raffaele, però ti lascio rispondere, Alessandro. Sì, poi interrompimi non appena saremo pronti con l'ospite. C'è però da dire una grande verità, che De Laurentiis, la famiglia De Laurentiis non ha gestito il Bari come ha gestito il Napoli. Non ha gestito il Bari come ha gestito il Napoli nei suoi primi anni di crescita, erano anche anni estremamente diversi per il calcio italiano, però è vero che è andato ad un passo dalla Serie A e probabilmente senza quella capocciata di Pavoletti avremmo parlato totalmente di un'altra storia, però io credo che soprattutto dopo quella mancata Serie A si è creato secondo me un problema molto più ampio, molto più serio che non va ignorato. È chiaro che il Bari oggi ci dà l'idea veramente di essere una squadra anche un po' svilita per storia, per tradizione, per tifoseria rispetto al rapporto che c'è stato con Napoli, fino a che il Bari ha sfiorato anche la promozione. Io parlo da esterno, poi chiaramente ci vorrebbero i colleghi da Bari per dirci qualcosa in più, però ho sempre avuto l'impressione che quantomeno il Napoli, nonostante trattasse il Bari come una società satellite, avesse però a cuore l'idea di far salire la piazza il più in alto possibile, anche rischiando la Serie A. Non è che ha messo un tappo, come dire, lo Tito fece per tanti anni con la Salernitana, questo va detto chiaro e tondo. Poi la Salernitana si è trovata in Serie A con quell'esploit di Castori nel 2021, e a quel punto poi si è dovuta risolvere la situazione multiproprietà, ma ricordiamo con quale difficoltà, col commissariamento della società, con anche una piazza veramente svilita per dignità, che è stata anche ad un passo prima dell'arrivo di Iervolino dal fallimento. Ecco, Bari è una piazza che merita nettamente più rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, però c'è da dire che
senza quel Pavoletti nella finale playoff probabilmente avremmo raccontato tutt'altra storia. Noi tra pochissimo andremo al telefono dal nostro prossimo ospite, nel frattempo dalla Premier Hull City su Milinkovic-Savic. Il Napoli apre alla cessione, c'è una doppia ipotesi di cessione. Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma anche un prestito con obbligo di riscatto sarebbe accettato dal club partenopeo. Quindi, oltre che il Besiktas, anche l'Hull City in Premier League pensa a Vanja Milinkovic-Savic. Sì, lui è un calciatore che può avere mercato a quelle latitudini, anche perché ha il fisico e ha un po' l'identikit da portiere di Premier League, molto fisico, molto strutturato, con questo calcio lungo, pronto a ripartire subito, e soprattutto ha delle cifre non tanto di ingaggio ma di acquisto del cartellino che magari per la Serie A rischia di essere un po' proibitivo, e bisogna attendere o la Turchia con il sempre nominato Besiktas oppure appunto la Premier League. Quindi magari può essere un nome spendibile a quelle latitudini. Ci pare ormai abbastanza chiaro che Allegri ha scelto Meret. Ora aspettiamo di capire se Meret sceglie ancora il Napoli, perché in tutto questo ci dovrà essere un ulteriore confronto poco prima del raduno, poco prima del ritiro, quindi praticamente la prossima settimana, e capire se Meret si sente ancora portiere del Napoli e se il Napoli vede ancora in Meret il portiere titolare la prossima stagione, perché Allegri non è mai stato uno da alternanze, da dualismo. Al massimo il portiere del campionato e della Champions League e poi quello della Coppa Italia, però sempre una gerarchia di primo e di secondo. Lukaku, Besiktas, c'è un doppio problema che potrebbe far saltare tutto, lo riporta il Mattino, ma prima di parlare di Romelu Lukaku io voglio tornare a parlare di Ceballos. Lo facciamo con l'agente esperto di calcio argentino Filippo Colasanto. Buon pomeriggio Filippo. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Filippo, Eccomi io qua. sto cercando un po' di capire qualcosa in più su questo ragazzo e parlando con più persone mi dicono essere Ceballos un buon giocatore ma non un grande giocatore. Puoi dirci qualcosa di più? Allora, premetto che io dal vivo non l'ho mai visto il ragazzo, so che è cresciuto nel club, nel Boca Junior, è un tipico giocatore di attacco argentino, no? Cioè quello che te incara, dicono là, 1 contro 1, abbastanza forte fisicamente perché ha una buona muscolarità, parlo per le immagini che ho visto, È uno che è bravo nello strappo 1 contro 1 nei primi metri, non è ovviamente Kvaratskhelia, se il Napoli sta cercando un profilo simile. Per quello che riguarda far venire un giocatore da lì, pagarlo bei soldi, perché ti vendono anche il fatto della maglia, giustamente, cioè non viene da un piccolo club ma da uno dei 2 club più importanti del tutto il Sud America e oltre, farlo venire quando io ho già tanti giocatori in quel ruolo che oltretutto conosco, già attestati, che conosco il campionato, mi sembra un po' una forzatura, però per carità di Dio poi ognuno è libero di spendere i soldi come vuole. Evidentemente il Napoli, l'area scouting, avrà fatto delle reazioni molto buone e pensano di poter prendere un ragazzo che potenzialmente può diventare quella che è stata l'enorme sorpresa di Kvaratskhelia, che nessuno si aspettava avesse poi questo sviluppo. Ti chiedo Filippo, anche i colleghi, no, che seguono il Boca ce l'hanno poi raccontato anche come un calciatore estremamente duttile. Il Napoli ha perso Elmas, no, che era quel calciatore che poteva giocare sull'esterno ma poi sapeva adattarsi anche al centro del campo, sulla tre quarti. Ceballos nelle mani di Allegri può diventare, non dico come Elmas, attenzione, però un calciatore che va a prendere quel tipo di duttilità lì, quel tipo di ruolo lì, quello del jolly. Non credo, perché è un giocatore molto più offensivo Ceballos rispetto a Elmas. E poi avete detto una cosa molto importante di cui bisogna tener conto: Allegri non ha un gioco che prevede il possesso palla, il giro palla estenuante, cioè Allegri è quello del cortomuso. Quest'anno penso che a Napoli la tifoseria dovrà fare buon viso al cattivo gioco, perché magari i risultati poi arrivano, perché Allegri è bravo,
però una tifoseria, una società, un ambiente abituato anche in certi momenti al calcio spettacolo, per non tornare a sua maestà, divinità assoluta, cioè lì ci ha giocato Maradona, quella è gente abituata a Maradona, al tipo di gioco, e come a Roma, qui a Roma la tifoseria è abituata ad avere Totti in squadra, anche se è un po' che non gioca, e quindi è molto esigente. Allegri non è quel tipo di giocatore, più che un fantasista. Il Napoli dovrebbe cercare, su indicazione di Allegri, quei giocatori che ti fanno cerniera a centrocampo, ti fanno ripartire l'azione per fare l'1-0 e chiuderti. Allegri gioca così, ha stravinto, certo con le squadre importanti, con la Juventus, quel campionato miracoloso del Milan, quando Leao sembrava potesse essere un fenomeno assoluto, però Allegri gioca così, quindi andare a prendere un giocatore sudamericano, quindi uno abituato al gioco al calcio spettacolo in Sud America, si tratta di prendo 4 gol, va bene, devo fare 5, capito? E Allegri non è questo assolutamente. Non vi sento più. Ah, ecco, non vi sentivo più. Mi senti? Sì, sì, adesso Ecco, sì. sì. Allora, dicevo, Ceballos è un esterno. Napoli ha in rosa dei calciatori in quel ruolo, come per esempio Giovane, come per esempio Alison Santos, ma anche David Neres, che sostanzialmente c'è anche ovviamente Noah Lang. Ecco, però Giovanni Manna, nonostante la presenza di questi calciatori e nonostante il fatto che Ceballos non sia un grandissimo talento, poi ci aspettiamo magari che possa arrivare in Italia al Napoli e diventare il nuovo Ezechiel Lavezzi, ce lo auguriamo, lo speriamo, però ci sta puntando molto e ha ottimi rapporti con il Boca Juniors, perché per esempio Pereira, che non ha mai giocato in prima squadra ma faceva parte del settore giovanile, è un altro prodotto arrivato proprio dal Boca e trasferitosi a Napoli. È un canale questo che Giovanni Manna con il Boca Juniors sta creando, che secondo te potrebbe portare anche a qualche colpo magari diverso in qualche altro ruolo di calciatori che possono essere ancora più pronti per il calcio italiano? Allora, tenete presente, ma non ve lo devo dire io, per tutto l'ambiente, il movimento calcistico e l'opinione pubblica argentina, quando arriva una squadra c'è chi sono la Fiorentina, voglio prendere un giocatore, o sono il Milan, sono la Juve, quando arriva il Napoli lì si apre il cuore, perché non ve lo devo neanche stare a spiegare, insomma, Napoli è già una città speciale per quasi tutti gli italiani, in Argentina loro la considerano un po' una città semi-argentina, col fatto che c'è stato Diego, col fatto che ancora oggi giri per Napoli e c'è Maradona presente come se fosse uscito di casa di pomeriggio, quindi quando arriva la napoletanità a Buenos Aires e questi si aprono i cuori, però attenzione, perché non sono quando a voi si dice H, là si deve sbagliare, nessuno è fesso, come dite, no? E quindi questi poi vogliono i soldi. Tenete presente che in Argentina nascono continuamente, o meglio non è che nascono, è che li fanno giocare a 16, 17 anni, 18, sei bravo giochi in prima squadra, quindi hai immediatamente l'impatto con i grandi e lì metti alla prova non solo le tue doti fisiche e tecniche, ma quelle mentali, che sono poi quelle che diventano le più importanti quando fai un cambio proprio fondamentale, un cambio importantissimo. Cioè, questi vengono dall'altra parte del mondo e hanno anche un modo di vivere, un'abitudine completamente diversa da quella che trovano qua. Migliore per certi aspetti lì, ma molto migliore a livello professionale qua. Io ho fatto tante trattative, ho portato qualche giocatore argentino qua in Italia e tutti quanti poi sono rimasti quasi tutti a vivere qua. Ora che cosa succede? Se io fossi il Napoli andrei a cercare un giocatore già più pronto, andrei a fare un'operazione questa squadra ha già fatto l'altro anno con un giocatore brasiliano e ora vi dico, il Real Madrid l'altro anno ha prestato a parametro zero, cioè senza costo, pagando tutto l'ingaggio, Endrichi al Lione. Questo è un giocatore fenomenale, un ragazzino, avete visto al mondiale quello che si è mangiato il gol contro la Norvegia, no? È un ragazzo di 19 anni questo, 20 anni mi pare, non di più. Ha nella stessa identica situazione Mastantuono, lo conoscete quello che arriva? No?
Certo. Andate a vedere un video. Mastantuono a 17 anni è esordito in prima squadra col River, non con che ne so, col Battipaglia, con tutto rispetto. Ha fatto quasi un campionato e mezzo da titolare, fisico, ha un mancino spettacolare, forte, e ha los huevos, come dicono in Argentina, cioè la cazzimma, come dite voi. Ecco, io andrei al Madrid, che lo deve mandare in prestito quest'anno, perché ha iniziato a giocare, poi l'hanno messo fuori perché Real Madrid cioè lui fa il ruolo di Bellingham, tanto per dire. Andrei là a dire: ti compartecipo l'ingaggio, me lo presti a zero e mi porto subito Mastantuono. Quello potrebbe essere un bel colpo, il valore aggiunto per una squadra fortissima come il Napoli. Filippo, ecco, facevi un nome importante, quello di Franco Mastantuono, però ricorderei anche che Ceballos, quando venne fuori, no, era un calciatore che ci faceva pensare a ben altra carriera. Lui ha avuto anche degli infortuni pesanti. Secondo te questo lo può influenzare, lo può rallentare nel caso di un adattamento in Europa? E poi ti chiedo proprio chiaro e tondo, no, perché ce l'hai presentato e io ti devo fare la domanda un po' cattiva. Ma quindi a questo punto lo sconsigliamo al Napoli Ceballos, considerando tutti questi fattori, il prezzo, Allegri in panchina, che magari non ha la stessa filosofia che servirebbe a lui come giocatore? Questo è un punto fondamentale secondo me, cioè io fossi la proprietà, prendo Allegri, guarda, possiamo prendere questo giocatore, ti piace, lo fai giocare, lo metti nel suo ruolo. Io ho fatto un esempio in una radio di Firenze, loro 2 anni fa a Firenze hanno preso Infantino, non so se lo conoscete, un ragazzo del Rosario Central, questo a 16 anni giocava in Serie A con questa squadra, che dovete sapere, il Rosario Central è la squadra con la tifoseria assolutamente più altro che il Boca, più calda di tutto il paese. La nazionale argentina gioca solo al Monumental, no? Lo stadio del River Plate. Sì. Quando è nei guai per le qualificazioni, impicce, porta gli avversari alla Bombonera, lo stadio del Boca, che è tremendo. Quando è veramente, veramente nei guai, partita vita o morte, vanno a giocare allo stadio del Rosario Centrale, che è la cosa più simile all'inferno, disse Romario una volta che ci giocò contro. Perfetto, questo ragazzo l'hanno portato, ripeto, 16 anni, esordisce in questa squadra, fa un campionato tutto radiolare, lo prende la Fiorentina, non l'ha fatto giocare mai. È una cosa, che dicevo con i vostri colleghi di Firenze, incomprensibile. Capito? Ora l'hanno rimandato in prestito, non so dove sta. La stessa cosa hanno fatto con Martinez Quarta, Nicolás Valentini del Boca, difensore centrale, mancino, titolare nel Boca, tu lo prendi e lo mandi in prestito a Verona. Ecco, se il Napoli ha questa intenzione, non prendere Ceballos, altrimenti lo prendi, lo provi, lo adatti agli schemi di Allegri, parlando chiaro con Allegri. Ceballos è un attaccante, certe volte gioca anche da centravanti, cosa che secondo me non potrebbe fare qua, a meno che il Napoli richiama Sarri e fa lo stesso discorso che successe con Mertens, che il finto 9, piccolino, capito, rapido, veloce, Ceballos ha un altro fisico, più massiccio. Però ecco, il punto è questo, devi prendere e far giocare, se no è inutile che lo compri. Grazie mille Filippo. Grazie a voi, è sempre un piacere, un bacio alla vostra splendida e invidiatissima città. Grazie. Arrivederci, grazie. Un abbraccio forte a Filippo Colasanto, agente ma anche esperto di calcio argentino. Ecco Alessandro, la domanda gliel'hai fatta diretta, io ci avevo girato un pochettino intorno, ma effettivamente è così, perché vedi, non avevo avuto, non è il primo Filippo Colasanto che mi dice queste cose, su Ceballos. Cioè, se è un giocatore, è una scommessa sostanzialmente. Cioè, Giovanni Manna sta provando il jolly. Può riuscire come può anche non riuscire. È un rischio. Sì, tra l'altro lui, ricordiamo, nel 2002 ha 24 anni, per il discorso che facevi tu perfettamente della scommessa e quello che poi facevo io prima, sul fatto di avere comunque un'età che se vali e vali tanto, a questa età sei già in Europa da un paio di anni. È vero che lui ha avuto 2 o 3 infortuni molto seri, soprattutto per un ragazzo della sua età, a quelle latitudini, quindi questo l'hanno un po' rallentato. Io ti rilancio la provocazione. A questo punto, se si deve scommettere, si deve scommettere su dei ragazzi giovani che piano piano possono venire fuori. Il Napoli secondo me ha 2 o 3 elementi molto interessanti, uno di questo è Rao, proprio del Bari.
che è rientrato poi chiaramente alla casa base. Sappiamo che c'è il Palermo molto forte su questo ragazzo e lo so che qualcuno di noi può storcere la bocca, che può fare un po', non dico lo schizzinoso, però quello di ma come, noi dobbiamo rilanciarci e siamo qui a pensare a Rao che l'anno scorso ha giocato in B, ma perché Antonio Vergara prima di esplodere e dimostrare in una notte di Champions di essere a livello del Napoli, non l'ha dimostrato, per citare Filippo prima, contro la Battipagliese, con tutto il rispetto alla Battipagliese, ma l'ha dimostrato contro il Chelsea campione del mondo in carica, di essere un calciatore di quel livello. Bisogna dare un po' più di speranza a questi ragazzi. Poi il discorso lì si amplia, nel senso, come abbiamo detto per Zeballos, se l'idea è prendere questo calciatore per poi farlo in qualche modo marcire in panchina, fargli giocare 1000-1100 minuti all'interno di una stagione con 50 partite lì messe in calendario, non ha senso, così come non ha senso poi trattenere in panchina Rao, Asa, che comunque è in direzione Frosinone, non più Avellino, e ne parleremo anche nello speciale calciomercato di questa sera. Ha poco senso farli in qualche modo anche perdere un po' di potenziale in panchina. Noi vediamo Gaetano che è andato a Bergamo, all'Atalanta, dove rischia di essere anche un elemento importante. Per carità, Gaetano a Napoli si è trovato in un'epoca dove Napoli probabilmente ha avuto uno dei centrocampo più forti degli ultimi anni, quindi era anche difficile venire fuori. Però vediamo poi cosa significa, no? Questi ragazzi che un po' si perdono, poi si riprendono e poi dimostrano di valere. Quindi Napoli deve fare dei ragionamenti molto più ampi, anche perché in quella situazione, in quella zona di campo, ha già dei calciatori che possono fare molto molto bene. Poi il discorso è diverso, se dovesse arrivare Zeballos, perché Zeballos arriva per fare il titolare o per essere il diretto concorrente di Alisson Santos, allora alzo le mani. Andiamo al telefono, andiamo da Paolo Pacchioni. Ciao Paolo. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Paolo, non vediamo l'ora. Questa sera alle 21 Spagna-Belgio. Tornano in campo i due azzurri, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, che stanno vivendo un mondiale totalmente opposto, perché Kevin De Bruyne, che sembrava potesse dar di più alla nazionale belga, vive un mondiale sottotono. Romelu Lukaku invece 3 tiri, 3 gol, sta trascinando un po' il suo Belgio. Sì, come spesso capita, le aspettative, le grandi aspettative finiscono con il fuorviare un po', no? Tutti si aspettavano molto da De Bruyne e molto poco da Lukaku, sta andando al contrario. Poi però questo è un campionato del mondo che ci ha insegnato comunque a sorprenderci, perché in generale il Belgio, l'ultima partita, ha giocato un mondiale mediocre, a essere generosi. Poi hanno trovato questa grande motivazione anche con tutta la vicenda Balogun, con la quale gli Stati Uniti sono fatti un autogol terribile, e lì è venuta fuori una grande prestazione, una grande vittoria. Adesso bisogna capire se quello è stato un fuoco di paglia, una situazione un po' episodica, oppure, come a volte capita, la svolta in un mondiale, no? Quante volte abbiamo visto delle squadre che magari all'interno dello stesso torneo vivono proprio due completamente differenti. Pensate nell'82 l'Italia di Berzot, che gioca molto male il girone e poi gioca delle partite perfette, stupefacenti ed esaltanti. Quindi bisognerà capire essenzialmente questo. La Spagna però resta un cliente, insomma, pericoloso. È vero che, a proposito di aspettative, la Spagna sta facendo delle prestazioni meno brillanti rispetto a quanto ci si potesse aspettare, ma perché, insomma, Nico Williams non c'è, fermo praticamente in box, e Yamal è meno brillante, per esempio, all'ultimo campionato europeo. E quindi questa cosa ha un pochino abbassato la qualità delle prestazioni della Spagna. Cioè, per intenderci, la Francia resta ancora di un altro pianeta. Però è anche vero che De La Fuente ha comunque blindato la squadra. La Spagna è l'unica squadra in questo mondiale che non ha ancora subito gol, e quindi, insomma, penso che comunque per il Belgio questa sera sia difficile. Poi tutto può capitare, però, insomma, favorita, secondo me, prima dell'avvio la Spagna. Ti chiedo, Paolo, proprio su Romelu Lukaku, no? 3 tiri, 3 gol in questo mondiale, ha mostrato di avere un coefficiente anche di realizzazione molto alto. Lui è uno dei grandi temi dell'estate del Napoli. Sappiamo che ancora deve confrontarsi con Massimiliano Allegri, anche Kevin De Bruyne sono concentrati sul loro ultimo mondiale con il Belgio, e il Napoli ritrova Lucca, ha speso tanti soldi in inverno per Giovane. Stiamo dando per scontato il suo addio. Vedi un calciatore che può ancora determinare in Serie A? Molto sinceramente no.
Lukaku ha intrapreso la parabola discendente, è vero che in questo mondiale ha segnato 3 gol, di cui 2 totalmente inutili nel tempo di recupero, il 4-1, quindi insomma sono reti che hanno un valore relativo. Certo, invece è molto più importante il gol col quale riapre la partita negli ottavi di finale e poi lì il Belgio col Senegal fa la grande rimonta e quindi in quel caso Lukaku ha sicuramente determinato in modo importante. Però da un punto di vista atletico lo vedo comunque ancora abbastanza in difficoltà, conosciamo che è un giocatore che comunque insomma ha bisogno di essere al 100% fisicamente per poter performare poi bene in campo e secondo me lui ha intrapreso la parabola discendente. Poi è chiaro che uno non disimpara tutto d'un colpo, non è che tu sei stato un grande goleador poi all'improvviso non riesci più neanche mai a calciare in porta, però insomma direi che questi 3 gol non devono fuorviare e non devono mandare tutti fuori strada, anche perché comunque 3 gol li ha segnati entrando dalla panchina, tendenzialmente giocando scampoli di partita. Poi al di là della questione tecnica io continuo a sottolineare anche l'aspetto del comportamento di Lukaku, che comunque è stato gravemente scorretto nei confronti dell'allenatore, dei compagni di squadra e della società. Insomma, queste considerazioni vanno fatte anche perché, visto che aveva fatto qualcosa di simile all'Inter e anche in altre squadre del suo passato, il soggetto mi pare recidivo, e insomma, quando l'Inter poi se l'è ripreso, non è che sia andata così tanto bene la cosa. Quindi io penso che bene a guardare al futuro. Pensi che i due possano restare, Paolo? Perché cioè, io da qualche giorno che ho un pensiero. Eravamo fino a un po' di giorni fa un po' più certi della permanenza di Kevin De Bruyne rispetto a Lukaku. Ma è da un paio di giorni che penso al fatto che magari spalmando l'ingaggio in 2 anni e magari trovando un accordo per una cessione nella prossima estate, almeno Lukaku possa restare come vice Rasmus Højlund, facendo sì che magari Lorenzo Lucca possa poi trasferirsi altrove. Ad oggi credi che possa essere una pista percorribile? Guarda, bisognerà sentire e capire cosa pensano gli uomini della società a Napoli. Io resto perplesso, cioè io ve lo dico proprio con tutto il cuore. Lukaku ha intrapreso la parabola discendente, è una squadra che parte con ambizioni come il Napoli non può pensare ad avere comunque un giocatore che quello che di buono ha fatto tendenzialmente ce l'ha alle spalle, perché voi dite sì vabbè ma tanto fa il vice Højlund, è vero, però comunque la stagione è lunga, c'è il campionato, c'è la Champions League, c'è la Coppa Italia, c'è bisogno comunque di un po' di ricambi e c'è bisogno di uno che sia efficiente al 100%. Per quanto riguarda invece De Bruyne, è vero che sta vivendo un mondiale in sordina, è vero che però dico anche che Massimiliano Allegri è uno che apprezza tanto la tecnica, lo dice tanto, lo sentirete tante volte nel corso di questa stagione nelle conferenze stampa, la tecnica. Ecco, Kevin De Bruyne di tecnica ne ha da vendere, di esperienza anche, e io penso che il livello del campionato italiano non sia così tanto proibitivo come magari può essere quello di un mondiale, cioè stiamo vedendo che diversi giocatori che nel campionato italiano hanno fatto e fanno molto bene, poi vanno là e fanno perché l'asticella si alza. Faccio l'esempio di Malen, che con la Roma è stato assolutamente decisivo nel girone di ritorno, segnando praticamente tutte le partite, diventando l'uomo che trascina la Roma in Champions, va al mondiale e finisce ai margini. Lo stesso Lautaro Martinez, che è stato capocannoniere del campionato, ha vinto con l'Inter il campionato, la Coppa Italia, va al mondiale, fa il gregario di Messi, poi per carità lo fa di Messi il gregario e non lo fa di qualcuno non importante, però comunque a livello di gol, insomma, quindi insomma il mondiale ti presenta un livello che spesso i giocatori di Serie A fanno fatica a reggere. Quando poi torni nell'orticello di casa, secondo me un De Bruyne a 35-36 anni, guidato da Allegri, può ancora dire la sua. Paolo, prima di arrivare ai saluti, molto il Napoli dovrà ragionare anche su calciatori che magari avrebbero potuto fare il mondiale. Penso in particolare a Scott McTominay che l'ha fatto, poteva magari andare un pochettino più avanti con la sua Scozia, invece un po' il girone, un po' le difficoltà avute, insomma la Tartanarmi è uscita praticamente subito. C'è il Real Madrid su di lui, temi che possa perdere il Napoli, uno degli elementi simbolo degli ultimi 2 anni?
Spero di no per il Napoli, perché come hai detto, pur con questo mondiale non brillante con la Scozia, però comunque lui resta un calciatore che soprattutto nel primo anno a Napoli è stato assolutamente determinante. E io credo che Napoli deve, prima di comprare deve vendere, però deve vendere quelli che non gli servono, e McTominay serve, e quindi io credo che insomma Allegri dovrebbe alzare un muro da questo punto di vista. Ci sono quel gruppetto di giocatori indispensabili dai quali non puoi prescindere per un nuovo progetto, a meno che, voglio dire, compri un top player assoluto, però insomma non mi sembra che sia adesso nei programmi, e quindi credo che il Napoli debba fare tutto per respingere la salvezza. Il Madrid, che come spesso capita quando cambia allenatore, lancia molti ami, non tutti poi vengono raccolti per fortuna, e quindi insomma da questo punto di vista credo che ci siano anche le condizioni per resistere alla corsa del Real Madrid. Grazie Paolo. Grazie a voi, buona giornata. Un saluto e ringraziamento a Paolo Pacchioni di RTL 102.5 che segue da vicino le sorti del mondiale, appunto, quindi ci attendiamo. Tra l'altro poi, Alessandro, ovviamente l'Argentina, perché un po' noi napoletani siamo vicini alle sorti dell'Argentina. Il ricordo di Maradona è vivo sempre in ognuno di noi, e quindi un po' si fa il tifo, visto che non c'è l'Italia, per la Seleção, anche se l'altra metà del tuo cuore è di una nazione vicina all'Argentina. Ma sì, che però è stata barbaramente eliminata ai rigori dalla Svizzera, dopo essersi divorati 2 gol attraverso i Locomia. È ancora un dramma a Casamontano, se può interessare. L'eliminazione della Colombia non è stata ancora superata del tutto da una parte diciamo così, della casa, non è stata ancora del tutto superata. Vogliamo parlare di centenario, Alessandro? Sì, Vogliamo fare volentieri. con chi ce l'ha tatuato al dosso il Napoli, è vivo, è suo, è parte integrante della sua vita. Bruno Marra, ciao Bruno. Ciao ragazzi, buongiorno. Certo, non proprio 100 anni, ma una buona metà la tengo veramente tatuata nell'anima e nel cuore, insomma, avendo raggiunto tu una sei certa età. giovane, in questi casi si dice che siamo giovani dentro. Assolutamente, poi è sempre dopo i 50 anni è sempre la nuova primavera, quindi aspetto Esatto. la nuova primavera azzurra con grande gioia ed entusiasmo. Oh, in privato ne abbiamo già parlato, lo chiedo anche durante la nostra diretta. Questa nuova maglia che è stata presentata, il logo in particolare, il Corsiero del Sole, ce lo aspettavamo il Corsiero del Sole come logo della prima maglia, chissà, dobbiamo sperare magari nelle altre. Ma intanto lo slogan FC TAN ed è simpaticissimo perché richiama anche una specie di, oggi si dice claim, no? Il claim, ma anche un detto importantissimo a Napoli, è foriero di prosperità, di longevità, di floridità. E poi però è anche vero che nel logo c'è la propensione all'infinito, perché ne parlavamo prima, diciamo i due zeri del centro rappresentano l'infinito, quindi a testimoniare che il Napoli, al di là dell'anagrafica, al di là delle ere geologiche, il Napoli è una passione che durerà e sarà sempre viva all'infinito. Quindi credo che sia un modo migliore di stare in maniera iperbolica il Napoli nell'eternità. Per quanto riguarda il Corsiero, sì, si era già parlato, intanto come ti dicevo aspettiamo le nuove maglie, ma è molto carino inserirlo nel logo dorato perché insomma riunisce 2 simboli importantissimi, sia quello originario, no? La primogenitura del cavallo, il Corsiero del Sole, e poi la N napoleonica, quindi credo che sia una fusione che renda al meglio la simbiosi che del 100 anni. Ti chiedo, Bruno, invece della questione prezzi, no? Perché qualche tifoso ha lamentato di prezzi non esattamente popolari, anche se poi in realtà sappiamo che i rinnovi oggi sono stati polverizzati nel giro di mezz'ora. È il calcio che ha smesso di essere popolare o soltanto il calcio a Napoli? Il calcio ha smesso di essere popolare, tanto è vero che la nomenclatura che aveva accompagnato la mia infanzia, la mia adolescenza, in parte anche quella di Ciro, non la tua perché sei molto... C'era la denominazione popolari, no? Popolari, sì, che adesso è scomparsa, quindi
non c'è più quella denominazione. Il calcio è cambiato, il calcio è diverso, gli stadi, per quanto ci sia crisi negli stadi, non ci sono stadi nuovi, è vero, ma gli stadi sono ristrutturati, c'è tutto un modo di vivere allo stadio diverso da quando eravamo noi. Insomma, il San Paolo, parliamoci chiaro, negli anni '80, per quanto fosse un'epopea straordinaria, magica, gli anni magici di Maradona, Paolo era ridotto veramente a gradoni e ferro. Ecco, sono diverse le epoche, però devo dirti che da quando io poi seguo il Napoli anche dall'interno, siamo vicini ai 20 anni, a momenti, 18, c'è sempre stato ogni anno il malcontento per i prezzi. Insomma, nell'immaginario collettivo i tifosi vorrebbero veramente che l'abbonamento fosse regalato, però se si va a guardare, a monitorare la scala nazionale, il Napoli ha dei prezzi ancora calmierati, ci sono vaste offerte per venire incontro a tutte le esigenze, e bisogna anche dire che per contrastare il calcio sempre più televisivo, virtuale, da divano, diamo ognuno di noi l'accezione lusinghiera o meno positiva che si voglia dare per vedere la partita dal vivo. È anche giusto avere un certo tipo di sacrificio, avere un certo tipo di attenzione, perché altrimenti si finisce ma questo è un rischio che a Napoli non si corre, perché il Napoli avrà sempre il radona pieno di entusiasmo e di passione, quindi continuerà su questa falsariga senza dubbio. Veniamo invece al calcio giocato, più che calcio giocato, a quella che è la campagna la campagna acquisti. Campagna a campagna. La campagna a campagna, esatto. Con questo caldo ci andrei volentieri un po' a campagna. Però, a parte il gioco di parole, campagna acquisti, Napoli che deve però prima di tutto cedere 25 calciatori da vendere, lista di 47 sotto contratto per il Napoli, Massimiliano Allegri che potrebbe ritrovarsi a Di Maro con un ritiro con 30-35 calciatori, che sicuramente sono tantissimi. Ecco, Bruno, è giusto partire dallo sfoltire la rosa per poi andare ad acquistare, però è anche vero che poi se segui Ghila lo perdi perché va al Milan, se segui Calaifi lo perdi perché va all'Inter, se segui Zeballos rischi l'inserimento all'improvviso, anche se gli accordi lì sembrano essere cosa fatta. Ma guarda, il tuo intro col il suppositivo mi sembra giusto, dovremmo aggiungere anche alla fine un punto interrogativo. Se segui Ghila, se segui Calaifi, bisogna vedere, perché tra quello che viene raccontato la realtà poi magari ci sta una differenza. Io mi rendo conto che il calciomercato infiamma la fantasia popolare, forse addirittura ancora più del romanzo calcistico strettamente tecnico, no? del pallone che rotola sul campo. Però quest'anno, in maniera anche abbastanza emblematica e significativa, sia il Presidente, ma anche volendo fare uno screening razionale della situazione del Napoli, è chiaro che dovremo essere un po' meno parabolici e un po' più concreti. Il Napoli ha una rosa bella folta, lasciamo stare i cosiddetti esuberi che tranquillamente non apparterranno alla nuova rosa, quindi a volte si creano pure degli arzigogoli, degli arabeschi un po' troppo complicati. Il Napoli deve ripartire dalla rosa dell'anno scorso, che ripeto, non solo per detta del Presidente, quindi chi più di lui, che ha le redini in saldo in mano, saldamente in mano, ma anche per un ragionamento molto logico dovrà andare incontro a un'ottimizzazione delle risorse, se possiamo dire, con dei ritocchi, perché ci sono stati 2 anni di investimenti importanti, alcuni dei quali sono diventati addirittura preziosi, McTominay su tutti, calciatori di grande livello che possono ancora portare linfa al Napoli. Chiaramente basta guardare le uscite per comprendere che il Napoli opererà, io uso le vecchie, non mi perdonerete, il Napoli comprerà un terzino destro, acquisterà un'ala destra e questi saranno 2 calciatori di uno spessore che possono andare a contendere, diciamo così, la titolarità ai calciatori già presenti, e poi suppongo che ci siano 2, 3, massimo 4 puntelli per rinforzare la rosa. Chi vuole spingersi oltre senza avere certezza
delle eccezioni o di offerte mega galattiche che possano strappare a Napoli i calciatori. Chi va oltre lo fa, mi rendo conto, anche per spirito di fantasia, per volontà di ingenerare interesse, però chi va oltre a questo schema mentale credo che debba un attimo frenare. Il Napoli quest'anno avrà un asse cartesiano molto concreto, in cui ci saranno dei colpi messi in maniera oculata, e soprattutto il mio invito è di attendere almeno la prima parte del ritiro su posizioni che non siano afferenti esclusivamente a calciatori in uscita, di cui il Napoli in questo momento ha veramente bisogno, e c'è un traffico, effettivamente un interesse molto importante per piazzare alcuni calciatori in rosa. Bruno, prima dei saluti, ci può aiutare secondo te la storia di Vergara nel giudicare diversamente anche Asa e Rao? Io ripeto, ogni tanto mi rifugio, che potrei anche definire vecchiaia, e so benissimo che il discorso dei giovani è un po' il cane che si morde la coda, è un discorso cuspide, perché ci punti e sbagli, non ci punti e sbagli. La soluzione dei giovani, sapete quando si rivela? Quando invecchiano. Non lo puoi sapere subito, è difficilissimo saperlo subito, perché il Napoli certamente non è stato ingeneroso, a volte si è anche addirittura oltremodo la linea verde, no? Soprattutto nel primo decennio De Laurentiis. Dipende, ragazzi, dipende. Lo stesso Vergara, che secondo me è un grande talento, però non diamolo come un calciatore che possa essere lo zenit o il punto di risalimento. Lo stesso Vergara, che è una risorsa che ci siamo trovati in casa. Ecco, cerchiamo di foraggiare questa risorsa ancora prima di porlo come metro di paragone, perché è un calciatore importante, un calciatore di qualità, che può affermarsi finalmente in prima squadra. Su altri nomi, non veramente come l'Araba Fenice, scoprire se un giovane è soprattutto il Napoli, e questa è una situazione che voi ben capirete e considererete, non è nella posizione, ringraziando al cielo, non è più nella posizione della sperimentazione a oltranza. Il Napoli in questo quinquennio, in questo lustro, ha acquisito una posizione egemonica. Apparteniamo, viva Dio, al gotha del calcio italiano, 2 scudetti in 5 anni lo testimoniano, ma lo testimonierebbe anche la qualità della rosa, la crescita esponenziale, i piazzamenti in Europa. Quindi non siamo più nelle condizioni di un tempo per poter fare un discorso crepuscolare, minimalista, alla coperta del gratta e vinci. Il Napoli deve agire con cognizione di causa e con coscienza di avere responsabilità e oneri di una squadra forte, quindi grandi responsabilità comportano grandi oneri, e quindi prima di poter puntare giovane bisogna innanzitutto sistemare il canovaccio, la struttura, avere calciatori esperti, perché da che mondo è mondo, anche se io sono più esperto di voi come visione, cioè anche ho visto più calcio, in Italia è raro, se non so dire mai, quando si è verificato la casualità, la congiuntura astrale che ha vinto una squadra con l'età media sotto i 28-25 anni. Non è mai esistito. Se sfiliamo le rose possiamo andare anche oltre. La rosa delle squadre che vincono lo scudetto, almeno in Italia, si aggirano tra i 28 e i 30 anni. Questo la dice lunga su come sia difficile nel nostro campionato inserire e sperimentare giovani, e soprattutto in una piazza come Napoli, che insomma in questo momento, ripeto, ringraziando al cielo, è abituata a vincere, abituata ai vertici, quindi va bene immaginare dei futuri ragazzi, i nostri virgulti della primavera, o comunque spazio alla linea verde, spazio ai giovani, però stiamo molto attenti, perché una squadra che vuole puntare a vincere deve avere un assetto e un'intelaiatura assolutamente basata sull'esperienza. Ciao Bruno, grazie. Ciao a te Ciro, un abbraccio forte, alla prossima, grazie. Grazie mille a Bruno Marra. Ieri l'ultima puntata della stagione del podcast di Calcio Napoli 24, gli occasionali con Tayla Orefice, ve lo siete persi, vi facciamo vedere un piccolo estratto, ma andate ovviamente a rivederlo in streaming sul nostro sito www.calcionapoli24.tv
oppure attraverso il canale YouTube Gli Occasionali, su Spotify ovviamente per poterlo vedere o ascoltare, insomma un estratto ve lo facciamo vedere noi. Ma me lo facevo anche quando ero piccola. Infatti quando vedo Mario Merola io mi blocco, è una predestinata perché non si spiega questo amore. Forse è stato questo il mio più grande rammarico, non averlo conosciuto. Proponiamo un Netflix tutto napoletano con tutte le sceneggiate. Bellissimo, bellissimo, con... bellissimo. Magari, visto che Calcionapoli 24 è anche streaming Sì, anche da questi contenuti giorni, OTT, quindi possiamo tranquillamente magari diamo un'idea al chiedere nostro editore, esatto. Tutto napoletano, tutti quanti esatto. possono venirci a vedere. Però c'è un altro passaggio, io voglio restare in questo ambiente teatrale Sì, di dai. questi anni 2026. Oggi a Napoli come si costruisce una carriera teatrale? Perché era complicato prima, oggi proprio perché c'è questo allontanamento sostanzialmente dal teatro, è sempre più complicato. Ecco, oggi come si fa? Allora, mi fai una domanda molto importante e anche molto dolorosa, perché sulla mia pelle, io quando abbiamo pensato di scrivere lo spettacolo tributo ad Angela, con la scrittrice Giovanna Castellano, che è stata la manager di Angela in questi ultimi 20 anni, lei ha scritto uno spettacolo bellissimo che è una specie di una raccolta di fotografie, come un album che si sfoglia e si vedono i momenti più importanti di Angela. E andavamo in cerca di un produttore. E con noi la triade era praticamente io, Giovanna e Enzo Imparato, che è un carissimo amico, collega che conosco da tanti anni, un secondo padre dico io. E cerchiamo un produttore, perché uno spettacolo ce l'abbiamo, abbiamo la cantante, abbiamo l'idea, cerchiamo il produttore, facciamo i primi passi, tutte porte in faccia che si chiudono fino a che troviamo questo produttore. Va bene, allora si parte. Mi chiama Marisa Laurito che mi propone di fare il Trianon. Io ero entusiasta, felicissima. A qualche mese dal debutto il produttore ci chiama e dice: guarda, lo spettacolo io lo potrei anche produrre, però bisogna trovare sponsor, dobbiamo vedere chi ci aiuta. Scusate. No, come funziona? Tu fai il produttore, dobbiamo trovare gli sponsor e chi ci aiuta. Scusa, ma se devo trovare gli sponsor, dobbiamo trovare chi ci aiuta. Tu che ci stai a fare? Esatto. Dovrebbe essere il tuo lavoro quello. Guarda, è stato così un peccato, perché lo spettacolo è bello, ma non perché ci sono io, è bello perché è una cosa fantastica. Chi viene a vedere lo spettacolo tributo ad Angela capisce che Angela non la conosce. Cioè, un artista che ha fatto talmente di quelle cose che noi umani dovremmo tornare a vivere altre 10 vite per fare quello che ha fatto Angela. Comunque, alla fine io e Enzo ci guardiamo negli occhi, Giovanna pure, e decidiamo di fare lo spettacolo, di farlo lo stesso. Quindi dagli amici che ci potevano aiutare ci siamo andati noi e abbiamo allestito questo meraviglioso spettacolo, perché poi avevo dato la parola a Marisa Laurito, e ci avevo messo la mia faccia perché Marisa aveva chiamato me. Non mi potevo tirare indietro, costi quel che costi, lo spettacolo lo dobbiamo fare, e così abbiamo fatto. Ci ha aiutato il teatro Francesco Scarano col teatro Lendi, abbiamo fatto lo spettacolo, è stato bellissimo. Poi l'ha riproposto Caterina De Santis al Bracco. Questo per dire come si fa a fare teatro in questo momento storico. È difficile. È difficile. Io ho vissuto questa esperienza anche come coproduttrice ed è stato veramente tosta, ma non tanto per quello che abbiamo investito, ma lo spreco di tanta bellezza e non avere l'occasione di metterlo in un teatro. Angela è anche finita adesso, quindi quale miglior modo per ricordarla sarebbe questo spettacolo. Però vi ripeto, sono riuscita a fare l'omaggio, lei era presente, quindi il mio desiderio di tributare questa grande artista è stato esaudito. Quindi ragazzi, se volete fare teatro, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Noi siamo arrivati alla metà di questo podcast, okay. Giro di Boa. Il Giro di Boa è sempre che noi stiamo sempre Calcionapoli 24. Bene. Quindi un passaggio dobbiamo farlo per forza. Vai. Abbiamo cominciato con subito uno dei cori che si canta allo stadio Diego Armando Maradona, ed è per questo che arriva il momento di Alessandro Montano. Sì, molto banalmente il momento Calciopoli 24, cioè un momento in cui
ricordiamo una tua follia che hai fatto, magari la cosa più strana, più pazza, per esultare, celebrare, ricordare, non mancare ad qualcosa legato al Napoli. Allora, tu devi sapere che io ho un marito e fratello ultras. Ok, partiamo bene. Partiamo benissimo. Io aspettavo mio fratello che tornava dalle trasferte di notte per sapere com'era andata, quello che avevo fatto. Quindi nelle mie vene scorre sangue ultras. Sì. Allora, la cosa più bella che abbiamo fatto è stato quando il Napoli ha vinto il terzo scudetto. Eravamo in curva, ovviamente, io, i miei figli e mio marito, perché quello era un momento che non bisognava perdere. E io ricordo ancora le emozioni di quando avevo 4 anni, nell'87, quando il Napoli vinse lo scudetto. Certo. Cioè, quindi sono cose che non ti puoi dimenticare, capito? No, io sono una orgogliosa tifosa del Napoli. Guardi a casa le partite, certo, conosci tutti i calciatori. Mia figlia è più ferrata per i nomi, i miei figli. Io guardo la partita, è un rito, capito? È giusto per non metterti in difficoltà. No, io sono. Mi piace. No, tu non mi metti in difficoltà. No, mi piace proprio a me. No, io proprio perché non ti voglio mettere in difficoltà, ti chiedo. Allora, Massimiliano Allegri ti piace come allenatore? Un altro juventino che arriva, però qua c'è anche il fatto che è anche milanista, quindi magari è un po' più ripulito. Vabbè, io penso che noi napoletani ci affezioniamo poi a chi ci fa bene. Ma noi siamo aperti a tutto. Diciamo così. Poi le simpatie e le antipatie che dobbiamo fare, pure a Conte l'avremmo voluto, come dire, non c'era proprio simpatica all'inizio, però sapevamo che era forte e quindi l'abbiamo accolto meglio. Allegri mi sembra che siamo un po' condussocati tutto quanto. Questo è l'anno del centenario però. Lo so. Primo agosto pioveva, di domenica infatti, era. Bisogna festeggiare. Il 31 sarò alla Rotonda Diaz a festeggiare con tutti i tifosi. Chissà però che cosa ha in mente De Laurentiis, perché Chissà. al momento non sappiamo ancora se festeggia, se non festeggia, se lo fa a Castel di Sangro, se lo fa qui a Piazza del Plebiscito. Io sto a Castel di Sangro fino al 5 agosto. Anzi, veramente parto il 1° luglio perché mi vendo una bella casetta tutto il mese di luglio. Okay. Siamo freschi. E poi resto fino al 5 agosto. Non lo so dove vuole festeggiare, se ci vuole invitare noi siamo disposti. Ma se festeggia poi a Piazza del Plebiscito devi venire un attimo da Castel di Sangro. Già stiamo organizzati. Tutto pronto. Restando sul Napoli ma anche sulla tradizione, che rapporto hai con, non dico gli stereotipi perché mi spiego subito, il Napoli con Valentina De Laurentiis, con Tommaso Bianchini sono riusciti a riportare anche attraverso le maglie, le iniziative, la brand identity sui social, un'identità storica di Napoli, però senza mai scadere nella banalità, nel già visto, nel déjà vu, nello stereotipo. Ecco, da persona molto legata alla tradizione, da tifosa del Napoli, che rapporto hai con questa roba qui? Perché poi siamo tutti in attesa della maglia del centenario, che ci immaginiamo un po' il colpo di scena. Saranno quasi 9 le maglie dedicate al centenario durante la stagione, quindi ci immaginiamo qualcosa di importante. Allora, io penso che la differenza la faccia il gusto e l'eleganza, perché tutte queste cose che hanno fatto, no, sono state sempre molto sobrie. Sì. E quando poi uno diventa più maturo capisce che più togli più è bello, e in effetti la particolarità di questi outfit, di queste maglie straordinarie che ce l'abbiamo pure a casa, sono proprio queste, sono i colori tenui e tutti i simboli di Napoli. È vero. Quindi li trovo molto eleganti, perché sai, quando uno vuole forzare usa cose un po' pacchiane, invece no, penso che l'eleganza sia stata la forza di queste maglie. Lo hai detto tu prima, quindi mi permetto soltanto per questo. Siamo coetanei e dovremmo avere più o meno lo stesso ricordo. Diego Armando Maradona. Ecco, quando il Napoli vince il primo scudetto, eravamo bambini troppo piccoli per ricordarci. Il secondo però abbiamo un ricordo diverso. Ecco, tu quei ricordi ce li hai? Che ricordi hai? Come hai vissuto quei momenti? Vabbè, ti ripeto, essendo una famiglia napoletana, comunque era normale, era come uno di famiglia, era zio praticamente Maradona, non so, sono cose così naturali, no? Parlare di lui, di quello che ha fatto, di come lo amiamo.
che quasi emoziona, no? A vedere poi quello che i napoletani sono riusciti a donargli con lo stadio, a ricordarlo con nei murales. E proprio ieri mattina sono passata per Calata Capodichino, ho visto un murales di Diego Armando che è vivo, cioè vivo, veramente, non puoi non guardarlo e dire buongiorno, capito? Sì, Cioè, le certo. cose, cioè, perché fa parte della famiglia, non lo so. Assolutamente. Lo sai che qui a Calcionapoli 24 noi siamo palati fini? Sì, A beh, mi proposito sono resa di- conto. A proposito di raffinatezza italiana, Sì. Dolce & Gabbana ti hanno Sì. definito così. Esatto, eravamo a Dubai e praticamente fecero un post sulla loro pagina ufficiale e mi scrissero: la raffinatezza italiana non è mai stata così vicina alla città. E sì, sono state parole molto importanti, quindi vuol dire che l'eleganza, la finezza, nonostante sono napoletana e porto la napoletanietà, mi contraddistinguono. E quindi finalmente ancora un'altra cosa che penso sempre, che l'eleganza, la finezza, il garbo sono cose che possono essere napoletane. Dove sta scritto che dobbiamo essere forse sguaiati, volgari? No, assolutamente. Poi ho interpretato per esempio Parmetella in una commedia tutta napoletana nel Settecento, che parlavo in napoletano stretto, ma anche se ero sguaiata per personaggio, comunque avevo il mio garbo di stare sul palco. Eri elegantemente sguaiato. Ma non bisogna fare la distinzione. Secondo me quelle che sono un po' troppo, non so, sono napolesi, non sono napoletani. Ecco, sì, è il termine adatto. Ti chiedo a questo punto, sei gelosa di Napoli? In che senso? Sì. Quando vedi magari, oggi Napoli va, per fortuna, ma a volte anche purtroppo, di moda in tutta Italia. E quindi vedi magari persone che con Napoli non ci azzeccano nulla, che provano a cantare il napoletano, a recitare il napoletano, però vedi anche una Napoli, prima citavi Geolier, potrei citare Liberato, tante, anche il Napoli Calcio, che stanno portando anche una Napoli diversa sulla ribalta nazionale. Certo. Da persona gelosa di Napoli, come ti poni quando vedi queste cose? Allora, io penso che il napoletano sia un linguaggio e ognuno ha il suo linguaggio. E, rispetto al linguaggio, come dire, popolare, basso, perché permettetemi questo accostamento, non mi riguarda. Non mi riguarda, perché ci sono dei pensieri in quello che io vedo che io non li ho mai fatti. Certo. Cioè, quindi è proprio un modo di vedere questa napoletanità bassa che io non mi riconosco, perché non è proprio dentro al mio pensiero, dentro al mio modo di vedere la vita, questo confronto con gli altri per sentirsi migliori. Ma non mai, proprio un modo di pensare che non ho, che è lontano da me. E quindi questo linguaggio non lo prendo proprio in considerazione. Diciamo anche un po' il linguaggio TikTok, queste cose qua. Poi c'è un linguaggio... Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento odierno con Calcio Napoli 24 live. Grazie ovviamente a tutti quanti voi che ci avete seguito, grazie alla regia di Vittorio Bernardo e Raffaele Passante, ad Alessandro Montano che ritroverete questa sera allo speciale calciomercato. Ciao Ale. Ciao Ciro. Con me invece ci rivediamo ovviamente con il filo diretto a partire dalle ore 15. Per il momento è tutto. Appuntamento con CN24 Live. A domani. Ciao.